Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. La tragedia di Bagheria. Simona Cinà sarebbe morta per annegamento durante la festa in piscina a cui stava partecipando. L'autopsia conferma la presenza di acqua nei polmoni della giovane pallavolista ed esclude patologie cardiache. Si attendono ora gli esiti tossicologici per chiarire le cause del malore. Agghiacciante storia che arriva da Catania. Una madre abusava sessualmente del figlio quindicenne con disabilità psicologica. Una storia andata avanti per 2 anni prima che arrivasse una segnalazione della comunità a cui il minore era stato affidato. La donna è ai domiciliari. Il suicidio in carcere dell'assassino di Sara Campanella. La procura dispone l'autopsia. Polemiche sul declassamento del livello di sorveglianza. Lo Stato italiano potrebbe risarcire la famiglia del femminicida per omessa vigilanza. A Palermo, dipendente della società di raccolta rifiuti libero dal servizio muore in un incendio di sterpaglie mentre puliva un giardino privato per arrotondare lo stipendio. Il magistrato Giordano commenta: è un operaicidio. L'ok del CIPES al progetto definitivo del ponte sullo Stretto apre nuovi scenari con la possibilità di vedere aperti i primi cantieri entro il 2025. A spiegare i prossimi passi è l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. A Catania nuove prospettive per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza, senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna annuncia l'affido del settore sanitario con un bando pubblico, ma i dipendenti restano preoccupati per il futuro. Sempre a Catania, in piazza Vicerella, prima isola ecologica e intelligente. Basta inserire il codice fiscale per depositare i rifiuti differenziati a qualunque ora, anche se non si risiede in città. Calcio, il Palermo segna 7 gol in amichevole prima del test con il City. Il Catania domenica si presenta al Massimino. Aloi sempre vicino ai rossoazzurri. A Siracusa installate le torri faro al De Simone. Bentrovati. Dunque, secondo l'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ragazza è morta per annegamento. Ma se la pallavolista abbia avuto un malore, abbia perso i sensi o sia scivolata, è ancora tutto da chiarire. Domani i funerali, lutto cittadino a Capaci. Sentiamo Lorena Dolci. Simona è morta annegata. I medici hanno trovato tracce di acqua nei polmoni, ma non è stata definita l'ora del decesso. Sono i primi risultati dell'autopsia sulla ventenne trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria, affittata per una festa di laurea, proprio mentre gli invitati cominciavano ad andare via. Una prima verità per i familiari, ai quali però restano ancora tanti dubbi. È difficile pensare che una ragazza che sappia nuotare così bene non si sappia salvare, cioè che anneghi in questo senso. Ma se lei è stata male, quindi è caduta in piscina e poi è morta per annegamento, perché se ha perso i sensi ed è caduta in acqua, è chiaro, in pochissimi secondi si muore. Oltre al malore per cause naturali o indotte, c'è anche una terza possibilità rilanciata dall'avvocato, e cioè che Simona sia scivolata vicino alla piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca, al quale però i medici non hanno dato rilevanza. Esclusi invece l'infarto o altri problemi cardiaci. Non è stata chiarito però l'orario esatto del decesso. Al momento la finestra della morte va dalle 3:20, ora in cui un'amica di Simona, la salute, va via, alle 4:10, quando arriva la telefonata d'allarme al 112. Per i risultati completi bisognerà aspettare fra i 30 e i 45 giorni. Intanto i familiari cercano un po' di pace. Adesso chiedono che venga magari dato un po' di tempo per poter occuparsi proprio di Simona, organizzare il funerale e poi attendere gli esami e vedere quello che succederà. I funerali si terranno domani alle 12:30 nella chiesa madre di Capaci, dove l'intera comunità si stringerà attorno alla famiglia. Orrore a Catania, una madre è finita ai domiciliari per violenza sessuale nei confronti del proprio figlio quindicenne che aveva delle disabilità psicologiche. Sentiamo.
Una storia dell'orrore, quella scoperta dalla Polizia di Stato a Catania, dove una donna è stata arrestata con l'accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio di 15 anni, affetto da deficit psichici. L'indagine, avviata dalla Procura distrettuale di Catania e scaturita da una segnalazione della comunità a cui il minore era stato affidato, ha messo in luce che la donna di 51 anni avrebbe abusato del figlio sin da quando aveva 13 anni, inducendola a compiere atti sessuali con l'invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito, nonché foto e video di autoerotismi rinvenuti sul telefono cellulare della donna. Il minore, sentito successivamente dal pubblico ministero con l'assistenza di una psicologa, ha confermato con profondo senso di imbarazzo quanto emerso dai accertamenti tecnici. La procura distrettuale ha chiesto e ha ottenuto dal giudice un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla polizia postale con l'applicazione del braccialetto elettronico alla donna e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima. Il suicidio di Stefano Argentino a Messina, la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, così come il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attende la relazione della direzione del carcere. Polemiche sul declassamento del livello di sorveglianza e poi il paradosso: lo Stato italiano potrebbe dover risarcire la famiglia del femminicida per omessa vigilanza. Triolo. La Procura di Messina ha disposto il sequestro della salma di Stefano Argentino, il 27enne detenuto per il femminicidio di Sara Campanella, che si è tolto la vita nel carcere di Gazzi a Messina. Secondo quanto si è appreso, sarà disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo d'inchiesta aperto, che al momento è senza ipotesi di reato e senza indagati. Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina diretta da Antonio D'Amato, puntano a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Accertamenti saranno eseguiti anche sulla perizia medica che ha permesso il declassamento del livello di sorveglianza nella struttura di Gazzi nei confronti di Argentino. Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Giuseppe Cultrera, legale di Stefano Argentino. Non so dire da quanto tempo, non ci hanno comunicato nulla, questa è un'altra cosa delle quali vorremmo conto e ragione, ha aggiunto il penalista, che attende la documentazione per decidere le mosse successive insieme con la famiglia. Sulla base della relazione della direzione del carcere di Messina, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria deciderà poi il da farsi. Al momento non risulterebbe aperta alcuna procedura. Sarebbe un vicino di casa di 27 anni l'aggressore di Francesco Dino, il bracciante agricolo di 57 anni accoltellato a Filaga, borgata di Prizzi nel Palermitano. L'omicida avrebbe colpito la vittima all'addome con almeno 2 fendenti. Dino ha tentato la fuga, ma si è accasciato davanti a una pizzeria poco distante. Soccorso dal 118 e trasportato in elisoccorso al civico di Palermo, è morto durante il volo. I 2 sono vicini di casa e si erano denunciati a vicenda di recente. I carabinieri adesso cercano il sospettato. Tragedia a Palermo: un dipendente della società Rifiuti, libero dal servizio, è morto in un incendio di sterpaglia mentre puliva un giardino privato. Era un lavoro per arrotondare. Ci racconta tutto Tonino De Mana. Era libero dal servizio e faceva il giardiniere per arrotondare. Invece di andare al mare o a riposarsi, stava lavorando sotto il solappicco in un terreno privato per ripulirlo dalle sterpaglie, quando all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. È morto così Francesco Sanfilippo, 54 anni, dipendente della RAP, la municipalizzata che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Palermo. La tragedia si è consumata nel quartiere di Santa Maria di Gesù. A lanciare l'allarme una chiamata al 112 che annunciava l'incendio in un giardino in via d'Arenu. Nel corso dell'intervento di spegnimento è stato ritrovato il corpo carbonizzato dell'uomo. Probabilmente il decesso è avvenuto per aver inalato fumi dopo aver tentato di domare il rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile. Indagini sono in corso per far luce sull'accaduto. La tragica fine del giardiniere ha suscitato commozione, rabbia e sgomento, sentimenti che in tanti hanno condiviso per un destino crudele a cui è andato incontro Francesco Sanfilippo. L'operaicidio continua, così il magistrato di Cassazione Bruno Giordano, già capo dell'Ispettorato del Lavoro ed ex consulente al Senato per gli infortuni sul lavoro, commenta l'ennesima morte bianca e invoca più formazione e controlli severi. Ascoltiamolo. Ancora una morte sul lavoro in Sicilia, ancora un operaicidio. Questo vuol dire che il lavoro continua a uccidere,
perché è innanzitutto un lavoro irregolare, senza sicurezza, che viene svolto soprattutto in questi giorni ad alte temperature. Ricordiamo che le alte temperature non sono soltanto causa di malori improvvisi, ma anche di perdita di concentrazione, di attenzione e quindi di aumento del pericolo per sé e per gli altri. Senza un'osservanza rigorosa e senza controlli capillari, che purtroppo non ci sono in questo Paese, non arriveremo mai ad essere un Paese civile. Il ponte sullo stretto, adesso il via libera di ieri del CIPES, dà una accelerata importante all'opera. Adesso tocca a Eurolink, il contraente generale, avviare i primi cantieri propedeutici. Vediamo dunque le prossime tappe e le richieste del comune di Messina, città che sarà interessata pesantemente proprio dai cantieri. Francesco Triolo. L'ok del CIPES al progetto definitivo del ponte sullo stretto apre nuovi scenari, con la possibilità di vedere aperti i primi cantieri entro il 2025. A spiegare i prossimi passi è l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Dopo la registrazione della delibera del CIPES da parte della Corte dei Conti, a fine estate e inizio autunno si avvieranno i primi lavori sul territorio e l'attività di progettazione esecutiva. I primi lavori riguarderanno la viabilità e le opere per minimizzare l'impatto dei cantieri sul territorio, che sarà preparato ad ospitare poi quelli del ponte, dalla costruzione delle piste di cantiere alla predisposizione dei campi base alla realizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico per soddisfare i bisogni di cantiere. Quindi si passerà alla bonifica, alle opere compensative dell'impatto territoriale, sociale ed ambientale. Su questo aspetto il sindaco di Messina, Federico Basile, è stato piuttosto chiaro. Dovrà vedere, così come ho detto in diverse circostanze, la città protagonista da settembre, non tanto la richiesta ma l'esigenza di una sorta di tavolo permanente con lo Stretto di Messina, con il Ministero, con RFI, con Italfer, con tutti i soggetti coinvolti, affinché quello che c'è su carta e che poi dovrà diventare progetto esecutivo, è stato dato che è un definitivo. Con la progettazione esecutiva invece si partirà con i collegamenti stradali e ferroviari previsti a maggio 2026, le gallerie, gli svincoli e le 3 nuove stazioni ferroviarie a settembre 2026. Infine la vera e propria opera di attraversamento, torri, blocchi di ancoraggio, sistema di sospensione, impalcato sospeso, centro direzionale, con l'avvio dei lavori previsto per marzo 2027. Approvata all'Assemblea regionale la manovra Ter con 27 voti favorevoli e 15 contrari, 139 milioni di euro con attenzione particolare all'emergenza idrica, previsti finanziamenti per la protezione civile, per il funzionamento dei dissalatori, per le dighe, fondi anche ai comuni per fronteggiare i maggiori costi nella gestione dei rifiuti, premiando quelli che hanno raggiunto almeno il 60% di differenziata. Contemplati anche scuolabus, impianti di videosorveglianza, interventi per le strade provinciali e le scuole pubbliche, enti di accoglienza, ricovero di indigenti. Incrementato il fondo per le persone con disabilità. La norma sulle liste d'attesa è passata con una riscrittura del governo che ha teso la mano a PD e Movimento 5 Stelle, rinviati a settembre gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori, le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. Andiamo a Palermo, sicurezza, delusi i commercianti dopo la missione del ministro Piantedosi nel capoluogo. Non si è parlato del presidio fisso delle forze di polizia in centro, chiesto da tempo dagli esercenti, vittime di illegalità e violenze. Desiree Ferlito. Nessun provvedimento immediato. Il ministro Piantedosi a Palermo per fare il punto sull'ordine e la sicurezza pubblica dopo i ripetuti episodi di violenza delude le aspettative dei commercianti che chiedono da tempo un presidio fisso per la sicurezza dei cittadini. Ha ribadito le statistiche con i reati in calo a Palermo e nell'area metropolitana del 13% e ha sottolineato che sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. Poi ha annunciato più risorse per le telecamere, più uomini, suggerendo anche l'idea delle zone rosse, senza però entrare nel dettaglio su quando e come. Il fatto che il ministro annunci un calo delle statistiche non significa niente, perché molti ormai non denunciano furti o aggressioni, rassegnandosi alla certezza dell'impunità di chi li commette, dice Giuseppe Corrente di Fiepet Confesercenti. Non possiamo permetterci facili entusiasmi né pensare che le zone rosse siano la soluzione. Al contrario, rischiano di diventare uno strumento di pressione e ricatto verso commercianti e residenti.
Le risorse in campo e gli uomini strada servono subito, anche per poter cambiare questa sensazione di impunità. Quanto alle zone rosse, queste sono fuori da un'illogica del vivere democratico. I finanzieri di Catania hanno sequestrato 45.000 litri di gasolio per autotrazione nella zona industriale della città. Denunciate 3 persone per contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione. La confisca è nata dopo che i finanzieri hanno fermato un tir nella contrada di Torre Allegra che avanzava con grande difficoltà per l'eccessivo peso del carico trasportato. Rimaniamo a Catania, si aprono nuove prospettive per i lavoratori, i 300 lavoratori dell'ODA, l'Opera Diocesana Assistenza senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico, ma i dipendenti continuano ad essere preoccupati per il loro futuro, come ci racconta Giusy Zara. Quando vengo al lavoro ogni giorno vedo piangere le colleghe, perché ci sono colleghe che veramente hanno situazioni disastrose e a volte mi commuovo anch'io vedendoli, perché i poverini veramente dopo 7 mesi sono sempre presenti, lo dico veramente, e assistono i ragazzi come tutti quanti. Speriamo che comunque con questa cosa che stanno attivando le cose si sistemino. La storia di Angela, infermiera professionale assunta dopo anni di precariato all'Opera Diocesana Assistenza di Catania, è uguale a quella di altri 300 dipendenti senza stipendio da 7 mesi che restano adesso col fiato sospeso in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro lavorativo. E l'arcivescovo Luigi Renna a indicare la strada per una soluzione. L'annuncio di un bando per l'affitto del ramo d'azienda, perché non si vuole fare cassa, si vuole semplicemente assicurare che ci sia un'azienda in grado di pagare gli stipendi pregressi e in maniera regolare ai nostri lavoratori. I debiti sono tanti e le soluzioni difficili. I debiti dell'ODA sono circa 53-54 milioni complessivamente, di cui una trentina, poco meno di una trentina, di debiti tributari e previdenziali. Resta l'attenzione dei sindacati per la salvaguardia dei posti di lavoro. Mettere un carico rispetto a quello che sono pure le garanzie occupazionali sarebbe inammissibile. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se la strategia per garantire non solo il lavoro, ma anche gli oltre 1.500 assistiti con disabilità sarà un'assistenza adeguata. A Catania è stata attivata la prima isola ecologica intelligente. Il sito è realizzato in piazza Viceré. Vediamo come funziona e a chi è rivolto nel servizio di Tonino De Mana. La prima delle 4 isole ecologiche intelligenti di Catania è in piazza Viceré. Eccola con 8 moduli, 4 per la plastica, con portellone frontale per la movimentazione dei contenitori interni. Rappresenta una valida alternativa alla raccolta porta a porta dei rifiuti, con la possibilità di poter conferire in qualsiasi ora del giorno, anche se fuori comune di residenza. Come funziona? Semplice, basta inserire il codice fiscale. Differenziamo e teniamo pulita Catania, coraggio, è facile. Le altre 3 isole ecologiche intelligenti realizzate con fondi PNRR saranno attivate in via Gozzano, zona Vulcania, in piazza San Pio X e in via Madonna le Salette, piazza Don Innocenzo Bonanno. Perché intelligente? Un sistema che utilizza il codice fiscale. Il codice fiscale viene posto davanti al sensore e si aprirà di conseguenza il portello per la frazione merceologica che tu hai scelto, sia plastica, carta e cartone, vetro. Stiamo cercando di dare una traccia più ecologica e più sostenibile a questa città, con i Mangiaplastica, il consorzio Corepla, con le isole intelligenti che ci sono state fornite dal Ministero grazie ai fondi PNRR, e cercheremo di dare un'impostazione un attimino diversa. Si possono smaltire carta, vetro, plastica, lattine e piccoli elettrodomestici. Il sistema di registrazione e monitoraggio garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e consente la riduzione dei costi di trasporto attraverso sistemi di telelettura a distanza.
Il sindaco di Acireale, Barbagallo, consigliere metropolitano di Catania, e il primo cittadino di Misterbianco, Corsaro, consigliere nazionale ANCI, dopo l'approvazione da parte della Regione della norma che stanzia 45 milioni per gli extra costi dei rifiuti in favore dei comuni siciliani, ringraziano il governatore Schifani, il presidente Schifani e i deputati hanno recepito il grido d'aiuto dei siciliani di fronte alle grandi emergenze che impattano sulle famiglie. Questo è il commento di Barbagallo e Corsaro, che ora confidano sulla stessa sensibilità per l'assistenza scolastica degli alunni più fragili. Cambiamo argomento, andiamo a teatro. All'Efebo di Agrigento applausi per i Cavalieri, potente denuncia contro corruzione e demagogia, diretta da una brillante Cinzia Maccagnano, un classico di 2500 anni fa che parla ancora al presente. Davide Sarto. Una satira antica ma più attuale che mai. Si è conclusa tra applausi e apprezzamenti la rappresentazione dei Cavalieri di Aristofane al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Un testo scritto 2500 anni fa che ancora oggi colpisce per la sua lucida denuncia contro la corruzione, la propaganda e la deriva morale di una società che affida il potere ai peggiori. Sul palco 7 attori straordinari, tra cui Cinzia Maccagnano, anche regista dello spettacolo, hanno dato vita ad un intreccio di parole, canti e danze con un'interpretazione poliedrica e coinvolgente. Il pubblico ha apprezzato non solo la qualità artistica della messa in scena, ma anche la forza del messaggio, una riflessione amara e attualissima sul rischio che l'indifferenza e l'inganno portino al decadimento civile. Quello che ci racconta in questa commedia è che ogni politico che avanza di grado è peggiore dell'altro, però ci fa anche riflettere sul fatto che siamo noi, che è il popolo, in questo caso c'è proprio il personaggio del popolo, che si lascia abbindolare e che in qualche maniera accetta questo modo, ecco, di comprare con un po' di fuffa, diciamo, il popolo. Una serata intensa, in equilibrio perfetto tra leggerezza e pensiero. Ci fermiamo per una pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Palermo segna 7 gol in amichevole. Sabato il super match con il City nel Catania. È tempo di cessioni in arrivo. Il primo sarà Aloi, come ci racconta Marco Carli. 7 gol in amichevole con l'Athletic Palermo in vista del big match con il City di sabato. La squadra di Inzaghi contro la neopromossa in Serie D ha mandato in rete Augello, poi Ampalo, autore di una doppietta, Segre, Diachité, Brutto e Palumbo, mentre per l'Athletic il gol porta la firma di Gonzalo Sanchez. Un test in vista del match di sabato davanti ad un Barbera strapieno con circa 34.000 persone presenti. Sul mercato Bardi arriva come secondo e Gomissa al momento è confermato. Si raffredda per adesso la pista Klinsmann. In casa Catania domenica il match con il Valletta, prima al Massimino, spettacolo, presentazione della squadra che indosserà le nuove maglie, presente Pelligra, assenze nei gruppi organizzati. La Sud ha considerato eccessivo il prezzo per un posto in curva, giudicando più indicato una cifra rappresentativa, visto il blasone dell'avversario. Sul mercato si tenta di sbloccare alcune cessioni, Bocci ci va al Picerno, De Rose al Cosenza, Aloi in arrivo a centrocampo. Il giocatore ha parlato con i dirigenti della Ternana che deve chiudere alcuni pagamenti relativi al ragazzo che fa pressione per arrivare a Catania. Annuncio, come già detto, possibile a breve. Per D'Ausilio riflessioni in corso. Piace, ma la pista potrebbe concretizzarsi più avanti. Caturano è seguito. Il giocatore ha però un ingaggio importante. I gol segnati negli ultimi anni lo ergerebbero a titolare con equilibri da gestire con gli altri attaccanti. Accostati ai rossazzurri il catanese classe 2005 Leonardi. A Siracusa, in vista del test congiunto con il Priolo del campionato, installate le torri faro allo stadio. Sul mercato, dopo alcuni arrivi, ma con un organico abbondantemente da completare, si attende l'integrazione della Fideiussione al 14 agosto per operare nuovamente in entrata. A Trapani allenamenti a porte aperte in questi giorni. Sul fronte mercato contatti in corso per le cessioni di Celiento, Carraro e Udo. Ancora una breve pausa, a tra poco. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, è tutto dunque per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata. Arrivederci.